Casello di Vicenza Ovest, novembre 1994. Una donna corre improvvisamente verso una volante della polizia. Dice di essere stata sequestrata, picchiata e minacciata con un coltello. Al volante dell'auto gli agenti trovano Gianfranco Stevanin, 34 anni, residente a Terrazzo, tra Verona e Padova. All'inizio sembra un caso di violenza sessuale. Nessuno immagina che dietro a quell'uomo taciturno si nasconda uno dei più inquietanti serial killer del nord-est. Durante la perquisizione in casa, gli investigatori trovano un mondo ossessivo e inquietante. 7.000 foto pornografiche scattate da Stevanin, videocassette, appunti sulle donne frequentate, indumenti femminili, libri di anatomia e oggetti appartenuti a ragazze scomparse. Tra quei nomi compaiono anche Biljana Pavlovic e Claudia Pulejo, due giovani donne delle quali si erano perse le tracce. Stevanin minimizza tutto, dice di aver avuto dei semplici rapporti con quelle donne e che gli oggetti erano semplicemente dei ricordi. Ma 8 mesi dopo, il 3 luglio 1995, un agricoltore trova un sacco contenente resti umani in un terreno vicino a casa sua. Lì vengono trovati i corpi senza vita prima di Biljana Pavlovic e poi di Claudia Pulejo. Le indagini si allargano fino ad arrivare al 1996, quando viene ritrovato anche il corpo senza vita di Blaženka Smolijo. Gli investigatori si rendono conto di essere di fronte a un serial killer. Durante gli interrogatori Gianfranco Stevanin parla di vuoti di memoria, ricordi confusi, prima confessa e poi ritira tutto, ma le indagini lo collegheranno ad almeno 6 omicidi avvenuti tra il 1993 e il 1994. Le vittime sono donne fragili, spesso sex worker o tossicodipendenti, che venivano avvicinate nelle zone tra Padova, Vicenza e Verona e poi portate nella casa in campagna di Gianfranco Stevanin per subire violenze e torture prima che i loro corpi venissero nascosti nei terreni. La difesa prova a spiegare tutto con un grave trauma cranico subito quando aveva 16 anni da un incidente in motorino. Infatti Gianfranco Stevanin si presenta al tribunale rasato in modo da mettere in mostra la cicatrice che portava da quell'evento, ma le perizie concludono che è lucido, perfettamente consapevole e intelligente, con un quoziente intellettivo di 114, perfettamente capace di mentire. Nel 2001 arriva la sentenza definitiva, ergastolo. Nel 2023, a 30 anni dal primo omicidio, chiede di uscire dal carcere e scontare il resto della pena in comunità, ma la richiesta gli viene negata e nel 2026 ancora una volta chiede la semilibertà per gravi patologie. Ancora oggi il caso di Gianfranco Stevanin lascia aperta una domanda inquietante. Quanto può essere sottile il confine tra malattia mentale e responsabilità criminale? Segui Padova Stories per non perderti il prossimo episodio di Padova Crime, il format che racconta le storie criminali che hanno segnato la nostra città e l'intero Nord-Est.